Strade, vicoli, odori, suoni. Sembra quasi di essere in Africa. La città di Mazara del Vallo dista solo poche miglia dal vecchio continente ed è stata una meta strategica nelle rotte commerciali nel corso dei secoli. Ciò ha favorito un continuo scambio interculturale tra i diversi popoli, lasciando in eredità una popolazione multietnica. Con la più grande flotta di pescherecci, Mazara del Vallo è uno dei porti più importanti d'Italia. Oggi la pesca procede con gli stessi ritmi di una volta, anche perché qui il mare continua ad essere generoso come un tempo. Il pesce è sempre fresco, ma lo si può trovare anche congelato, perché qui a Mazara del Vallo il pesce viene esportato in tutto il mondo. Questo prodotto è uno dei prodotti che arriva direttamente già congelato a bordo dai nostri motopescherecci, arriva nei nostri stabilimenti per essere confezionato, selezionato in varie pezzature e poi per essere confezionato con lo stesso procedimento del termoretraibile. Una volta il prodotto confezionato, ovviamente etichettato, va in una delle nostre celle adatte proprio ai prodotti già confezionati. Una volta fatto ciò, il prodotto è pronto per finire sulle vostre tavole. Le acque del mare del fiume Mazzaro si confondono nel porto canale che attraversa la città. Durante la dominazione araba, Mazara del Vallo era a capo di un distretto amministrativo autonomo, tanto che l'economia cittadina divenne ancor più florida in quel periodo. Ma la gente qui a Mazara ama raccontare una storia che con i pesci ha poco a che fare. Si racconta di un peschereccio che ha cambiato nome. Ora si chiama Prassitele, come lo scultore greco, il cui equipaggio ha assistito ad un evento straordinario. E quel giorno Capitan Ciccio non poteva neanche immaginare ciò che sarebbe accaduto. Sulla celeberrima statua del satiro danzante nasce una dibattuta questione che inerisce ai contenuti della tipologia della denominazione. In verità nel suo venir fuori il primo diktat sembrò essere quello di Eolo. Di fatto questa divinità però nella mitologia greca viene rinvenuta con le goti di gonfia a soffiar vento, pertanto fu smentita questa verità inerendo ai contenuti della prossima, ossia quella di satiro danzante.
Immaginatelo con le braccia aperte, da una parte sostiene il tirso, ossia lo scettro di legno, dall'altro il cantaros che trabocca di vino in tal senso. E quindi l'arto inferiore destro rivolto verso la parte del retro, quasi a inscenare una vera e propria piroetta. Immaginatelo evidentemente nel contesto di una danza orgiastica molto cara alle rappresentazioni mitologiche dell'antica Grecia. Per quanto concerne la sua paternità, sembra proprio che le tesi più accreditate siano rivolte verso quella di Prassitele, o comunque una scuola di copisti che molto cara, molto legata ai crismi architettonici del maestro, ebbe modo di formulare una realtà statuaria davvero unica nel suo genere, perché questo satiro danzante al mondo risplende come la icona dell'unicum, visto che il satiro danzante comunque ha un déjà vu in una pittura vascolare che riproduce questo soggetto in dimensioni davvero risibili, davvero piccole, minime, ma con questa eccezionalità lo rinveniamo solo e esclusivamente nel rinvenimento del motopeschereccio guidato da Capitan Ciccio, che per l'appunto intorno al 1998 ebbe modo di farlo riaffiorare dalle profondità delle acque. La statua scoperta in mare è una testimonianza concreta delle origini più lontane di Mazara del Vallo, origini antiche che ritroviamo nel labirinto di vicoli nei quartieri arabi della città. Mazara ha anche radici moderne, come edifici e chiese risalenti al barocco. La cattedrale, monumento simbolo costruito da un millennio e che ritoccato nel corso dei secoli, si presenta oggi con una facciata mista tra stile barocco e novecentesco. Ed infine chiese che si affacciano sul mare. A Mazara del Vallo la pesca viene effettuata anche dalla riva, come fa questo pescatore che utilizza la tecnica del rizzaglio. I cuochi di questo splendido borgo marinaro sono dei veri e propri maestri a cucinare pietanze a base di pesce. Parliamo delle triglie di Mazara del Vallo. Propongo due belle ricette a base di triglie. Prendo delle triglie medie, di media grossezza, e li spiletto così, facendo attenzione di togliere tutte le spine. Allora, io sto preparando un antipasto, un carpaccio di triglie. Faccio vedere come si prepara. Abbiamo spinato le triglie, abbiamo pulito le triglie, prendiamo una ciotola, mettiamo del sale, adagiamo le triglie,
Mettiamo di nuovo il sale e aggiungiamo del limone fresco, del limone abbastanza fresco. Per la qualità del pesce, che è così fresco, bastano pochi minuti per la marinatura. Si lascia riposare qualche minuto. Mettiamo dell'insalatina, prendiamo le nostre triglie già marinate, facendo attenzione di togliere la gran parte di limone. Aggiungiamo delle scorzette di limone verde, sono quasi ornamentali ma allo stesso tempo danno odore e profumo. Aggiungiamo del papavero, semi di papavero, e dell'olio d'oliva. La qualità dell'olio è molto importante per questo piatto. Lo accompagniamo con un grande vino di Mazara del Vallo. Siamo un'azienda vitivinicola e da 7 generazioni siamo vitivinicoltori. Questa è la 4ª cantina che abbiamo realizzato ora in chiave moderna e siamo con un programma di trasformazione delle nostre produzioni al fine di valorizzare quelle che sono tutte le nostre caratteristiche produttive di questo territorio di Mazara. Dai vigneti delle fertili terre del Mazzarese si ottengono vini ricchi di aromi fruttati. I nostri vitigni come Grillo, Catarratto Estralucido, Inzolia, poi abbiamo come sempre autoctono il Nero d'Avola, il Perricone o Pignatello e infine abbiamo i vitigni alloctoni che sono i soliti Syrah, Cabernet, Sauvignon, di rosso e il Merlot e il Petit Verdot, che è un vitigno che nel nostro territorio ha avuto degli eccezionali riscontri produttivi e qualitativi. Dallo Iunco si possono ricavare strumenti da pesca antichi e la gente del luogo ricorda bene quando le nasse venivano costruite una per volta, gesti manuali che richiedevano maestria e soprattutto tempo e pazienza. Oggi a Mazara del Vallo questo mestiere sopravvive ancora grazie a pescatori come Giuseppe. Con le nasse si pesca che si mette l'esca dentro legata e si butta in mare, sempre al punto dove ci sono dei scogli, dove abita più o meno l'aragosta. La nassa si tira ogni 24 ore. A Mazara questo mestiere è finito. Da qualche altra parte a Marsala
ci sono ancora delle persone che ci vanno. Ormai è un mestiere che quasi sta finendo perché non c'è più nessuno, diciamo, che sa fare questo artigianato. E quindi è un lavoro che ci vuole tempo per costruire una nassa, e quindi hanno iniziato a fare quelle di plastica, di ferro, di plastica, le nasse, quindi è più conveniente, però è meno pescante, perché la nassa fatta di artigianato qua di ungo è sempre più pescante di quella fatta in plastico o in ferro. E qualsiasi tipo di pesce entra, aragosta, gronchi, qualsiasi tipo di pesce entra, perché c'è l'esca dentro, entra dentro, forte che entra non può uscire più, non trova più la strada per uscire. Io mi sono messo, diciamo così, per scherzare a fare questo, perché 2 anni fa è morto mio papà, avevo questo materiale, mi sono messo così per... Sì. Invece ci ho preso gusto. A mio papà un paio di anni fa gli è successo che l'hanno fermato delle autorità della forestale, stava raccogliendo Ujungo nelle paludi e gli ha detto: lei cosa fa qua? E mio papà gli ha domandato: io cosa faccio qua? Lei cosa fa qua? Dice: come si permette di dirmi io cosa faccio qua? Io sono qua della forestale, Dice: ma vedi che io sono 80 anni che abito qua a raccogliere Ujungo e nessuno mi aveva detto niente. Lasciamo Mazara del Vallo ricordando il papà di Giuseppe, che ha dedicato la sua vita al mare. Perché qui, in questo angolo di Sicilia, la gente è legata alla propria terra, ma ancora di più al proprio mare.